Eccoci qua, allora sì, vi racconteremo anche quali sono alcune delle ville, alcune dei patrimoni nelle varie città, perché ce ne sono tanti, ve le menzioneremo, ci sono anche nei nostri comunicati. Volevo andare dietro le quinte, c'è un messaggio prima. Bello. Sono stato a Collalto tempo fa per una cena e degustazione vini ed è un posto fantastico e vorrei portarci i miei bambini. Allora, ringraziamo del messaggio, perché si può cenare, quindi... Sì. Si può assolutamente, si possono fare tantissime cose. Naturalmente l'azienda che è sempre legata al castello, dunque sono due attività che sinergicamente lavorano l'una con l'altra. Effettivamente si possono organizzare non solo delle visite guidate, non solo delle visite nei vigneti, delle biciclettate, ma si possono organizzare proprio delle vere e proprie degustazioni seguite da cena oppure degustazioni rafforzate a seconda del tempo e dell'interesse del visitatore. Adesso leggevo questo messaggio che è molto simpatico, quello sui bimbi. Effettivamente proprio questo fine settimana abbiamo lanciato un'iniziativa e abbiamo coinvolto i bambini. Il sabato era la festa del papà e dunque abbiamo lanciato questa iniziativa aprendo il castello di San Salvatore a quelle che sono iniziative specifiche per i bambini, ovvero sia abbiamo organizzato delle cacce al tesoro, li abbiamo aiutati attraverso un sistema di cruciverba a trovare quelle parole che erano giuste per il castello e poi a fare l'albero genealogico, che è una cosa alla quale in fondo non si pensa, però spiegare perché c'è un albero genealogico, che cosa significa, quali sono le nostre origini, cioè sono talmente tanti concetti che passano attraverso un semplice gioco. Allora mi dispiace per l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci ha mandato questo messaggio, l'iniziativa appunto c'è stata proprio per i bambini lo scorso fine settimana, però abbiamo altre giornate in cui siamo aperti al pubblico, sono delle aperture diciamo straordinarie. Noi abbiamo, la cosa importante sarebbe scrivere al sito del castello, così raccogliamo gli indirizzi e poi mandiamo delle newsletter nel momento in cui ci sono delle nuove iniziative. Questo un po' potrebbe essere anche per tutti quanti i beni di cui fa parte tutte le ville che hanno queste iniziative, questi open day, diciamo così. Infatti, dopo torniamo sul discorso. Presidente, dietro le quinte. Allora, come viene scelto un bene? Cioè adesso non so, me ne dica lei uno a caso che può essere aperto. Viene scelto in vari modi. Allora, innanzitutto con le conoscenze. Chi conosce il proprietario, in questo caso la dottoressa che ha un castello, chiede se è disponibile e disposto ad aprirlo per le giornate di primavera. Quindi sa che ci deve essere un bene particolare o certamente qualcosa deve avere di una pregevole. caratteristica. Ma direi che la bellezza, l'unicità, e soprattutto anche perché è poco conosciuto, quindi stimola la curiosità del pubblico ad andarlo a visitare. Quindi si chiede al proprietario, al privato, e naturalmente il privato deve poi seguire certe linee guida che vengono richieste dal FAI nazionale e ci si mette d'accordo per aprire. Naturalmente poi la spiegazione, la narrazione della storia del bene che si va ad aprire viene affidata ai volontari che si preparano. Quindi devono fare delle ricerche. Devono fare delle ricerche, ma questo è importante perché in primavera soprattutto vengono coinvolte le scuole, quindi gli studenti improvvisamente che cominciano prima con i loro insegnanti si preparano per presentare la villa e lo fanno anche in inglese o in francese, quindi c'è questa anche opportunità, dipende dalle scuole, ed è una bellissima esperienza perché lo studente si trova improvvisamente ad essere il professore in quella occasione, in quel ruolo, e è un momento di crescita e anche di avvicinamento a un patrimonio per lui sconosciuto fino a quel momento, perché in genere sono anche ragazzi giovani di 15-16 anni. No, ma è anche bello sentirli come si cimentano, alcuni sono più disinvolti, altri meno, però è bello vederli come crescono, come arrivano la prima volta e come si presentano alla fine. C'è proprio una crescita anche loro nel porgersi, nel vestirsi, nel parlare, nella sicurezza. Loro parleranno ai professori,
ai genitori, agli amici, ad estranei, improvvisamente si trovano loro in cattedra. Assolutamente, no, ma è anche molto istruttivo secondo me. Le ville venete dovreste promozionarle di più perché sono fantastiche e ce le invidiano da tutto il mondo, Franco da Verona. Dopo andiamo su questo discorso della conoscenza dei patrimoni che abbiamo, di cui siamo grandi portatori. Sempre restando al discorso del FAI, dei beni del FAI, però ci sono anche, arriva un altro messaggio, quindi è molto seguita. Vi seguo da Bolzano e vi dico che in estate passo diversi weekend in Veneto alla scoperta di luoghi d'arte e le ville del Palladio sono una meta fissa, ma vorrei trovarne delle altre. Consigli, Anna e figli. Sì, dopo i consigli, vabbè, a questo punto rispondiamo ai messaggi e consigli, perché avete, a questo proposito non era quello di cui voleva parlare prima, che avete organizzato una brochure portatile, quindi rispondiamo subito ad Anna. Abbiamo organizzato dunque questa specie di brochurina che chiamiamo il Grand Tour. Questo è una specie di cataloghino, vedete, molto piccolo, molto semplice, in tascabile, un formato tascabile, è uno strumento veloce, velocissimo, che abbiamo distribuito presso tutte le APT, che è disponibile presso le ville che hanno aderito a questa nostra iniziativa. Ci sono 31 ville che hanno aderito. Quante? 31, per cui siamo riusciti a mettere in rete 31 ville, che è già una cosa molto, molto importante. Questo strumento, vi dicevo, piccolino, tascabile, semplice ma efficace. Sono indicate le offerte principali delle ville in italiano e in inglese naturalmente. C'è una tabella con quelle che sono le distanze tra villa e villa e c'è dunque la possibilità di organizzare tutti questi tour. Sono dei proprietari il cui obiettivo è proprio quello di far fruire della propria villa il visitatore, offrendo le molteplici esperienze di cui abbiamo già parlato. In realtà questa messa in rete è particolarmente importante perché siamo convinti del fatto che procedendo in ordine sparso non si arrivi da nessuna parte ed è proprio facendo rete, lavorando in sinergia, creando delle azioni che coinvolgano poi le varie ville, ciascuna per quello che dà, diciamo, non è un concetto standard, ciascuna offre delle opzioni diverse, offre delle possibilità diverse e dunque questo strumento è senz'altro molto, molto simpatico. Allora però per Franco o per Anna, che si chiedevano come diciamo, entrare in contatto, sapere delle iniziative, visitare altre ville che non siano, Franco parlava delle ville palladiane, che sono senz'altro il nostro fiore all'occhiello e sono quelle che ci hanno fatto conoscere nel mondo intero come patrimonio architettonico, storico, culturale, eccetera. Noi abbiamo elaborato questo piccolo strumento che si chiama il Grand Pass. Questo strumento è un passaporto che viene dato come omaggio a chi si associa come amico delle ville venete, dunque non occorre essere proprietari, non è questo il punto, questo è semplicemente uno strumento per far aderire delle persone a questa nostra associazione. Attraverso questo strumento hanno tutta una serie di benefit, vengono riprese tutte le ville, le distanze ancora una volta, e le ville nuovamente, con un minimo di storia, un minimo di cenno su ciò che si può fare nella villa e poi l'intenzione naturalmente, ma il Covid ci ha un pochino imposto dei limiti in questo senso, volevamo far sì che il primo visitatore, i primi visitatori che avessero compilato il passaporto facendo apporre il timbro della villa, magari entrassero, vincessero un premio, fossero invitati ad una serata speciale, insomma che ci fosse qualcosa di speciale. Ecco, con questo strumento in realtà si ha una corsia preferenziale a tutte le informazioni che vengono poi comunque diramate dall'associazione, però è una corsia preferenziale perché per primi si vengono a conoscere le iniziative, si hanno dei benefit che consistono in sconti nelle ville, piuttosto che il fatto di essere messi al corrente di quanto accade, perché spesso e volentieri, come diceva anche la Presidente prima, effettivamente una prenotazione occorre perché dobbiamo evitare gli assembramenti ad ogni costo, però abbiamo tanto da offrire. Pensiamo ai parchi, pensiamo ai giardini, pensiamo alla prossimità
di tutte queste strutture, alla bellezza di una giornata passata in famiglia, vedendo cose belle, passeggiando, rilassandosi. E noi crediamo che appunto questi due piccolissimi strumenti, chiamiamoli pure smart per essere un pochino più anglofoni, che non siamo, ma diciamo si parla molto di strumenti smart, ecco questi lo sono veramente, perché si ha qualcosa in mano, qualcosa di piccolo, di tangibile, ma di preziosissimo. Esatto, per i più tecnologici comunque basta guardare nei siti. Il sito è assolutamente, ci sono tutte le informazioni sul sito, si può entrare nel sito, il sito è particolarmente ben fatto, l'abbiamo un pochino rinnovato naturalmente come deve essere, insomma le cose non possono mai rimanere ferme, ed effettivamente si trovano tantissime informazioni e io credo che chiunque trovi qualcosa che gli possa andare bene. Ecco, questa è una cosa molto molto bella, molto interessante, ecco perché poi il grande problema di queste ville è di poter essere fruite, visitate, tenute vive, perché ovviamente hanno dei loro costi di manutenzione di non poco conto, per cui per essere sempre belle, smaglianti, diciamo, hanno delle necessità. Torniamo su questi temi, parliamo adesso anche sempre delle giornate anche del FAI di primavera, che sono solo queste due qui, per cui dobbiamo cogliere l'opportunità che viene data. Pubblicità, pochi secondi.